63 anni di differenza all'anagrafe si ritrovano per la prima volta a confronto. Il Murangeli, nato appena 3 stagioni fa, deve riscattare la sconfitta di Borzoli, mentre la Baby Sampierdarenese deve rialzare la testa dopo la partenza shock. 3 sconfitte con addirittura 14 reti subite. La resistenza dei lupi tuttavia dura la bellezza di 9 minuti, perché sulla punizione di D'Agostino è errato il posizionamento di Martelli dietro la barriera. Uno scherzo per l'attaccante cercare il palo scoperto, con il portiere che riesce soltanto a sfiorare. Mura vicinissimo al raddoppio 11 minuti dopo sul corner di Lomoio. Mezzatesta è libero di saltare solitario, trovando la grande opposizione di Martelli che si ripete e con gli interessi sulla punizione diretta al 7 di Tirella. Impossibile però per D'Agostino fallire il tapino che vale la doppietta. Alla mezz'ora la strada verso la rimonta della Sampierdarenese diventa proibitiva per il doppio giallo rimediato da Rosario. I ragazzi di Caruso hanno tuttavia un'ottima chance al 39esimo con Basulto che fiuta l'inserimento di Rumbea. Poco delicato l'impatto con la sfera che prende quota sopra la traversa. È notte fonda al 44esimo con un'azione rocambolesca che porta al 3-0. Martelli si supera nell'ordine sulla testa ravvicinata di Tirella, sulla botta di Girardi dal limite, ma non può nulla su una nuova conclusione dell'attaccante che fa calare il sipario sulla prima frazione. La ripresa filmata e montata da Enrico Figus parte dal quarto della ripresa con la rete di Carvelli che riapre la contesa sfruttando un errato disimpegno difensivo. Il rimbalzo beffa Laurino che poco dopo non ha una perfetta uscita. La mischia furibonda in area viene breccata dal fischio della signora Camurri. Il Mura gestisce il vantaggio mentre la Sampierdarenese prova a dimezzare ulteriormente lo svantaggio con il tracciante di Basunto a pelo d'erba che scorre non lontano dal montante di Laurino. Minuto 25, Barni sull'altro versante spiana la strada all'inserimento di Lavanna. Il centrocampista apparecchia per l'inserimento di Tirella che fallisce così malamente la palla del 4-1. Nel primo derby della storia tra Murangeli e Sampierdarenese i primi riescono a sovvertire la storia con la seconda vittoria in campionato. Resta comunque fiducioso mister Caruso al di là delle 17 reti subite nelle prime 4 giornate. Viste le prerogative, viste le speranze che oggi i ragazzi mi hanno dato dimostrando una prova di carattere, io direi che abbiamo un 60% delle possibilità che lavorando si possa riuscire a raggiungere la salvezza.